appuntamenti di venerdì 23 gennaio, dalle 9 alle 19 si può visitare il presepe artistico di Missano e allestito nella chiesa di Santa Maria Assunta di Castiglione Chiavarese. 47esimo anniversario dell'omicidio di Guido Rossa, il sindacalista di Italsider ucciso dalle Brigate Rosse. Alle 9 deposizione di una corona nei giardini di Via Fracchi a Genova. Alle 10 la sindaca Salis sarà al magazzino transiti di Cornigliano per un'iniziativa promossa dalla Camera del Lavoro. Alle 14.30 in largo 12 ottobre la cerimonia di CGIL Cisle Will nei pressi del monumento dedicata a Guido Rossa. Alla Società Economica di Chiavari c'è l'incontro Slow Fiber dalla lana Nuove trame per il futuro organizzato da Slow Food Genova e Slow Fiber, inizia alle 14. L'associazione Lo Stregato organizza un corso di cuscito nella biblioteca di Villa Sottanis a Casa Arza Ligure dalle 15 alle 17. Alle 16.15 nella sala Livellada di Via del Pino 2 a Chiavari proseguono i corsi di cultura di Chiavari, in programma la lezione di Rizzini su l'intelligenza artificiale, come utilizzarla nella vita di tutti i giorni. Nell'ambito dei venerdì a Paxo de Accompagna, Maria Cristina Castellani presenta il libro Calendario dell'Avvento alle 17 nella sala Borlandi di Palazzo Ducale a Genova. Prosegue il corso di ASL 4 i venerdì del CDCD, rughe di memoria, cure della mente che svanisce. Dalle 17 al punto di accesso unico di Chiavari, Riccardo Di Pasquale parla di la gestione farmacologica dei disturbi comportamentali. Alla libreria Feltrinelli di Genova Carlo Penco presenta il suo libro Algoritmi, Infowar e Troll, inizio alle 18. Nel Teatro Sala Mercato di Genova c'è lo spettacolo Stand Up for Giuda, scritto e diretto da Leonardo Petrillo, inizio alle 20.30. Al Teatro Acropolis di Genova va in scena Sky Castaways della coreografa e danzatrice Lenia Romano, inizio alle 20.30. All'interno degli incontri diocesani della pastorale familiare, in via dei Milla Savona l'appuntamento con Siamo Chiesa, con testimonianze dell'associazione Genitori, Parenti e Amici di persone LGBTQIA+, inizio alle 21. All'Auditorium delle Clarisse di Rapallo c'è il concerto del Dado Moroni Quartet, Moroni al pianoforte, Perico Sambit al sax, Tommaso Scannapieca al basso e Giovanni Scacciamacchia alla batteria, inizio alle 21. Al Teatro Garage di Genova è in programma lo spettacolo Riccardo l'anarchia delle ombre, studio sul potere, un progetto di Emanuela Rolla ispirato al Riccardo III di William Shakespeare, inizio alle 21.